Vi presento gli ospiti che sono collegati con noi. Come vi dicevo, apriamo una pagina dedicata alle liste d'attesa in sanità. Con noi ci sono Tina Cupani, segretario FNP CISL del Veneto. Buongiorno Tina. Buongiorno. Salve. Elena Di Gregorio è il segretario dello SPI del Veneto. Buongiorno Elena. Buongiorno. E poi abbiamo Lorenza Cervellin per la WILP Veneto. Buongiorno. Buongiorno Lorenza, come avete capito abbiamo i segretari o comunque nei consigli direttivi del sindacato pensionati di tutte e tre le sigle sindacali, quindi CGIL, CISL e WIL. Perché? Perché i sindacati uniti hanno deciso di promuovere una campagna piuttosto aggressiva contro le liste d'attesa in sanità, perché dopo il Covid purtroppo tante sono le prestazioni che si sono accumulate, tante le prestazioni anche galleggianti, ma non solo le prestazioni sanitarie, anche gli interventi chirurgici. Pensate, 4 su 10 sono le prestazioni che ancora non sono state evase, e così i sindacati hanno fatto quadrato per fare pressione ovviamente sulla regione, ma anche per promuovere una campagna informativa per i cittadini. Vi facciamo vedere, se le nostre segretarie ci attendono pochi secondi, vi facciamo vedere alcuni secondi del video che circolerà tra gli anziani per dare qualche informazione in più sulle liste d'attesa. Guardate. Ci fermiamo perché voglio parlare direttamente con le dirette interessate. Parto da lei, Tina Cupani, FNP CISL del Veneto. Allora, quali sono gli errori più frequenti che fanno i pensionati, motivo per cui in qualche modo avete deciso di partire con questa campagna aggressiva di informazione capillare? Ma più che di errori che fanno i nostri pensionati, noi ci siamo presi in carico le segnalazioni che quotidianamente arrivano presso le nostre sedi di pensionati e di anziani che rispetto alla richiesta di una visita del medico, loro non vedono rispettati i tempi previsti anche dal piano nazionale, che definisce anche tempistiche e priorità. I nostri anziani spesso si trovano in una situazione di solitudine, quindi non sanno come muoversi, come attivarsi, e quindi noi all'interno di accompagnando questo questionario, in accompagnamento appunto al questionario, abbiamo anche indicato quali possono essere i percorsi di tutela che un anziano e un qualsiasi cittadino può mettere e attivare per vedere rispettati eventualmente i tempi, utilizzando anche la possibilità di accedere alle attività libero-professionali intramuraria e quindi, pagando il semplice ticket, poter accedere alle visite così come sarebbe previsto dal piano nazionale, quindi rispettando i tempi indicati dal medico nella prescrizione. Allora, voi avete iniziato dal 24 marzo, quindi pochi giorni fa, a distribuire questo questionario. In questo questionario sostanzialmente si dà voce ai pensionati per capire quali sono le reali situazioni che stanno vivendo. Sì, no, guardi che ad oggi stamattina eravamo già a 1600 ritorni e riscontri, quindi questo è anche un segnale di un problema che c'è e che è molto sentito. L'altro aspetto che ci preoccupa è anche ad un dato che noi abbiamo di ritorno di rinunce forzose alla prescrizione, alla prestazione così come viene proposta, perché se i tempi sono lunghi, se la situazione è critica da un punto di vista personale,
molti risultano rinunciatari, però in realtà si sono visti costretti ad accedere a prestazioni presso studi privati o centri medici privati e quindi a pagamento. Noi siamo consapevoli e lo registriamo tutti i giorni che la povertà dei nostri anziani emerge quotidianamente e quindi vedere nostri iscritti, i nostri anziani che sono costretti a rinunciare a qualcos'altro pur di aver garantito il diritto alla salute è uno degli aspetti che ci preoccupava di più. Quindi diamo strumenti operativi e ci sentiamo di essere anche vicini alle loro necessità e alle criticità anche che noi evidenziamo con il monitoraggio di un sistema che sta sempre più arrancando e di una sanità che non è più quella sanità di garanzia e di universalità che sarebbe prevista dalla nostra Costituzione. Ecco, Elena Di Gregorio, sono da lei, SPI CGIL del Veneto. Elena, avete deciso di unirvi, no? Quindi come dire, di fare massa critica, no? Perché è così importante che la voce sia univoca per lanciare questo SOS? Gli anziani si stanno dirigendo verso le strutture private perché determinate prestazioni non vengono evase in tempo. Poi insomma sappiamo che anche quando si ha una certa età non c'è tutto questo tempo da aspettare se si ha bisogno magari di una radiografia piuttosto che di una TAC. Sì, intanto volevo dire che per noi in Veneto non è un elemento di novità quello di lavorare assieme tra organizzazioni sindacali e pensionati. Siamo consapevoli della situazione molto delicata che vivono i nostri anziani e le nostre anziane, veniva detto, di solitudine, di fragilità e dell'importanza della cura, l'accesso alle cure per loro. E quindi il nostro lavoro assieme serve appunto per avere una voce forte anche nei confronti della Regione che invece tende a non prendere in considerazione i soggetti di rappresentanza e questo è molto grave perché dovrebbe, e lo dico insomma anche all'assessora Lazzarina, ascoltare maggiormente chi rappresenta la popolazione anziana del territorio e che conosce qual è la situazione drammatica che le persone anziane stanno vivendo. E venendo alla domanda rispetto ai tempi, è proprio questa la preoccupazione. C'è un atteggiamento di sottovalutazione nei confronti degli anziani, come se la persona anziana possa anche rinunciare alla cura perché tanto la sua vita vale di meno. Questo è un elemento molto grave, l'abbiamo già percepito durante la stagione del Covid, ma permane questo atteggiamento per cui insomma i tempi, le modalità con cui si affrontano le problematiche degli anziani sono più distratte, ecco, come se la vita valesse di meno. Mentre sappiamo che la prevenzione è un elemento fondamentale. Noi abbiamo studiato anche i dati dei decessi del 2022 e abbiamo visto che hanno subito un aumento significativo negli over 85 e questo ci preoccupa perché non è giustificato dal Covid, ma probabilmente è quello che noi chiamiamo Covid indiretto, nel senso che l'assenza di prevenzione, di cure, di visite produce poi un aggravamento della situazione degli anziani che non hanno molto tempo davanti a loro, ma che noi dobbiamo cercare a queste persone queste persone hanno diritto di vivere una vecchiaia serena, il più possibile in salute, ecco che diventa fondamentale la prevenzione e la cura. E quindi noi siamo accanto a questi anziani che si rivolgono alle nostre sedi, noi siamo distribuiti in tutto il territorio, in tutti i comuni, siamo presenti come sindacato e alle persone che si rivolgono a noi per chiedere consiglio, supporto, assistenza, cerchiamo di fare informazione e sostegno. Senta, Elena, mi perdoni, una curiosità voi dite facciamo informazione e nella vostra campagna di informazione voi sottolineate anche la presenza, la possibilità di questo famoso percorso di tutela che sostanzialmente viene ignorato o non si conosce, ma in che cosa consiste esattamente? Allora, è una tutela, una garanzia prevista per le persone, tutti i cittadini, che è prevista dalla legge nazionale, è stata recepita anche dalla Regione Veneto, ma non è mai resa operativa e quindi da qui è chiaro che le persone, il normale cittadino, deve essere a conoscenza
che ha questo diritto, questa possibilità. Consiste nel fatto che se l'USL non è in grado di garantire la prestazione, la visita nei tempi previsti dalla ricetta, no? Che le ricette hanno un codice, le spieghiamo ai nostri cittadini, ai nostri iscritti, i codici cosa significano, che tempo prevedono. Se quando si prenota la visita non si ha la risposta in quei tempi, ma come sappiamo e come ci viene denunciato, i tempi sono molto più lunghi, si ha diritto ad avere quella visita presso una struttura convenzionata o presso lo stesso ospedale in attività in intramoenia, quindi dalle specialisti, e anziché pagare la prestazione si paga solo il ticket. Allora la Regione Veneto non ha reso ancora operativa questo percorso. Allora noi abbiamo messo a disposizione una raccomandata che suggeriamo a chi incorre in questa situazione, in cui chiede al direttore dell'USL: guarda che non mi state dando la risposta nei tempi previsti, non mi consentite di avere la visita e quindi di esercitare il mio diritto alla cura, quindi ti chiedo di fare la visita senza costi aggiuntivi, con i costi a carico della sanità pubblica. È chiaro che è un percorso complicato, perché il cittadino deve fare la raccomandata, e gli chiediamo solo di attivarlo, ma anche poi di inviarlo anche per conoscenza alla Regione, perché noi quello che chiediamo è non solo cerchiamo di dare una risposta al singolo cittadino, ma noi vorremmo che la Regione rispondesse, prendesse dei provvedimenti seri per risolvere questo tema drammatico ancora oggi delle liste di attesa, perché molti non hanno la risposta nei tempi e molti sono costretti a rinunciare. Chi può si paga le cure e chi non può semplicemente non si cura, con un danno per la sua salute, ma anche poi per la spesa collettiva, perché poi i costi aumentano. Quindi noi pensiamo che la Regione possa fare di più a tutela della salute dei cittadini anziani. Grazie Elena Di Gregorio. Passo a Lorenza Cervellini del WILP Veneto, proprio per tornare su questo tema dei questionari. Che cosa avete notato? Ci può raccontare qualcosa? C'è qualche ramo della sanità che è particolarmente più in sofferenza, più in difficoltà rispetto ad altri? Qualche testimonianza viva della situazione che gli anziani stanno vivendo? Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto devo dire una cosa, faccio un cappello generale. La lista d'attesa, ci siamo focalizzati sulla lista d'attesa perché proprio nella lista d'attesa si rivela la massima espressione di una criticità evidente. Cioè è chiaro che se io ho bisogno di una visita e questa visita non mi viene data, salta proprio il principio elementare di tutela della salute, salta il principio di prevenzione, salta la possibilità della diagnosi e della cura successiva. Parliamo di una regolazione che è già stata messa a punto, è già stata messa a punto del 2019, cioè la criticità c'era già prima del Covid. E perché adesso è così, diventa un aspetto prioritario del soddisfacimento dei bisogni di salute? Perché questa criticità è arrivata nel momento in cui la Regione aveva predisposto tutto il piano sociosanitario 2019-2023, poi le schede ospedaliere, aveva predisposto tutto un sistema per passare dalla medicina di attesa alla medicina di iniziativa, mentre i servizi territoriali, i servizi ambulatoriali non erano ancora a punto. Ecco perché questa criticità adesso è diventato fondamentale risolverla, anche perché riguarda sia le visite e sia una criticità che noi riscontriamo nelle nostre sedi, è quella per esempio degli interventi a bassa complessità, perché i servizi ospedalieri si sono divisi fra hub e spoke
e fra servizi ad alta, media e bassa complessità. Praticamente ci sono persone che vengono nelle nostre sedi e ci dicono, per esempio, devo fare un'ernia inguinale, non è una cosa urgente, ma passano anche anni, 1 anno o 2, prima che vengano chiamati per fare questo piccolo intervento. Le criticità che ci sono adesso sono quelle legate anche al post-Covid. Adesso c'è un aumento di richieste che fanno riferimento appunto ai disturbi post-Covid, Il famoso long alla Covid. salute. Scusi? Il famoso long Covid, quello che abbiamo Sì. raccontato come long Covid, che insomma una volta avuto il Covid ci sono diversi strascichi di... Certo, la salute la salute psicologica, la salute mentale, cioè ci sono proprio dei temi che sono diventati d'attualità e che bisogna risolvere. Senta perché Lorenza, in ultima battuta voglio chiederle questa cosa, voi siete Sì. partiti, allora questionario, campagna di formazione con i pensionati, sindacati uniti, e con la regione cosa farete? Allora, intanto bisogna dire che la Regione ha dato i propri dati sulle liste d'attesa, che però sono basati su monitoraggi freddi, non attualizzati, non prendono in considerazione chi rinuncia alle cure, non prendono in considerazione chi si riversa al pronto soccorso con i codici bianchi, non prendono in considerazione le persone che sono costrette a pagare di tasca propria. Allora noi, come già abbiamo fatto, è un percorso unitario che abbiamo già intrapreso. Vogliamo appunto continuare a dialogare con la Regione, ma vogliamo che la Regione rispetti il nostro dovere e diritto di rappresentanza e che ci convochi ai tavoli tecnici dove si parla di proposte per risolvere queste criticità. Il 30 faremo un'assemblea unitaria confederale e che si intitola, guarda un po', SOS Salute. Cosa significa? Significa che siamo molto preoccupati non solo per gli anziani, per tutte le persone, ma è chiaro che la salute, noi ci occupiamo di anziani, ma riguarda tutte le persone della Regione del Veneto. Lorenza, grazie per essere stata con noi. Mi dicono che ho collegato il nostro Filippo Fois da Cavallino Treporti. Allora io parto con il ringraziare Tina Cupani, segretario dell'FNP CISL del Veneto, Elena Di Gregorio, SPI, CGL Veneto, Lorenza Cervellino, WILP Veneto. Grazie per essere stati con noi. Abbiamo diffuso anche noi la vostra campagna unitaria per provare ad abbattere le liste d'attesa. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.